Allora, è un piacere qui all'Hot Corner avere Carla Sofia Gaspan. Come va? Grazie. Che giorni sono Venezia qui? Benissimo, mira, sta cambiando il tempo, era la pioggia e già comincia a uscire Piano il piano il sole. sole. Esattamente, sì. No, molto felice perché domani riceverò questo premio Guineo che è meraviglioso come miglior attrice internazionale. È un lusso per me arrivare per prima volta a Venezia al festival e prendere un premio. È Senti, te meraviglioso. l'avranno già chiesto, ma che rapporto hai tu con i premi e soprattutto a casa dove li conservi? Sono tanti. Sì, sì, la verità è sì, ma voglio di più. Vuoi sempre di più? Ho un'avarizia per Non i te- premi. No, mi piace perché è un riconoscimento al tuo lavoro, semplicemente per questo, no? Non per un'altra cosa, né per accumulare no, sto scherzando, ma ehm, le ho tutti in un mobile, tutti posti insieme e mi piacciono tutti per uguale, Sì, sì. sai? Ovviamente ehm, mm, alla fine è semplicemente Un un pittoggetto, oggetto, sì, 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 sì. ma il significato reale è un significato che per me è come quando vai a fare teatro Sì, e ti danno un applauso, no? E sì, questo è il significato, no? Come che agli altri le è piaciuto il tuo lavoro, è sì, semplicemente sì, questo. sì, sì, sì. Anche moltissimi attori fanno il lavoro per non piacere a nessuno, Certo, ma io credo che che gli sia attori impossibile. vogliamo che si riconosca il nostro lavoro. Certo, e No? quindi i premi chiaramente sono fondamentali in questo. Sì. Ci puoi dire se stai lavorando a qualcosa? Si può dire qualcosa? Non si può Sì, dire? ho finito allora un western alla Spagna meraviglioso con Pat Vega e anche altri attori incredibili. Uscirà il prossimo anno e spero possiamo presentarlo qui a Venezia perché è un film pazzesco con un presupuesto Molto. multimilionario e meraviglioso. E allora sto preparando altri film qui all'Italia, alla Francia, Argentina, ho Un bel po' di tantissimi. posti, Sì, sì. sì, sì, ma tra poco comincerò un nuovo Un nuovo progetto. set. Sì. Che relazione c'hai con l'Italia? Ti piace? A me piace tantissimo perché io la prima volta che io sono uscito da Spagna è stato qui all'Italia e per lavorare anche qui a Milano lavorava in Canale 5 Rai per Sollatico e per, come si chiama, Goma Piuma. Ah, ok, fantastico. Faceva tutto questo quando era bambina, quando aveva 20 anni, 25 anni. Ho Aveva. capito, ho capito. E mi piace tantissimo, la conosco tutta Italia, Tutta, tutta, tutta. tutta no, anche Spagna la conosco tutta, ma Sei stata un po' ovunque, un po' sa, in qual- ovviamente Venezia, ho portato la mia figlia oggi a Venezia e quando è uscito ha visto tutto, ha detto wow, Sì, le dico questo. che ti piace di più, Roma o Venezia? E che ha detto? Non lo posso Non lo dire. posso dire, ma l'abbiamo capito, l'abbiamo capito. Venezia è Non lo magica. posso dire perché qualcuno se mi infa... Sì, 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 i sì. romani poi sono molto gelosi, ci tengono. Ah, tu credi che ha detto Venezia? Secondo me sì, secondo me Sì, sì, sì. sì. Secondo me sì, Sì, no, è l'ultimissimo. incredibile. Io ho stato tantissime volte, no? Ma ogni volta che arrivo, insomma, Anche quando piove è bella Venezia, sì, sì, ma vero? dici, wow, è impressionante. Senti, ti faccio l'ultimissima, Carla. Tu ci hai fatto emozionare molto, soprattutto anche con Emilia Perez in questi anni, con altri film. A te cosa ha fatto emozionare o cosa fa emozionare sullo schermo? Cosa hai visto di recente che ti ha fatto. A me mi ha fatto emozionare sempre quando qualcuno mi dice cose che le hanno successo o che le hai portato una cosa alla sua vita. Ok, Non so come dirti. che ha Quando mi trasmesso scrivono, un'emozione. quando mi dicono questo mi ha servito per che la mia figlia, il mio figlio, io e la mia famiglia eh, abbiamo Il il potere potere di superazione e questo mi ti fa fa... ancora oggi emozionare, Sì, sì, diciamo. sì. E a me personalmente, io non sono acostumbrata
al riconoscimento e sono acostumbrata sempre come un po' al cattiverio, no? La mia vita è stata sempre un po' di tu non puoi fare questo, tu non vai a arrivare a nessun posto, sai, questo Sì, mondo che ti dicono tu non sei valida per per quello che questa vuoi fare o quello che sei o quello che dà, no? E ingiustizia anche. quando prendo una premiazione, quando qualcuno mi dà la mano, quando mi ringrazia, tutto questo mi fa È una emozionare rivincita tantissimo, anche per te. mi fa emozionare tantissimo e mi fa piangere normalmente. Le cattiverie non mi fanno piangere, Non ti danno non mi fastidio. danno di sentire niente, no? Nulla. Ma in cambio quando ricevo l'amore, la felicità, sì, mi fa piangere Tantissimo. E allora tantissimo. Non mi auguriamoci. fai piangere. Allora auguriamoci tanti altri premi, Sì, per così questo le conservo benissimo conservali nel perché mobile, così li sono guardi per e ti emozioni. me è stata una vita un tanto dura, Eh, non tanto come altri, ovviamente certo, certo, certo. tutti gli umani abbiamo le cose buone, male, cattiverie e no, ma io personalmente ho avuto un processo di, di imparare, no, perché gli altri sono cattivi, no? E quindi, insomma, ci servono sempre più premi. Grazie Carla, grazie mille, grazie. Grazie a voi, grazie per tutto.